Il Bassano 1903 torna tra le mura domestiche per affrontare la Fontanivese San Giorgio, già battuta alcuni giorni fa in Coppa Veneto, ma solo ai rigori. La partita non è da sottovalutare, anzi i ragazzi di Fontaniva sono staccati di due sole lunghezze in classifica, 12 i punti della squadra di Mister Maino, 10 quelli degli ospiti. Al Mercante, ore 15:30, ci sarà il pubblico delle grandi occasioni e i supporter giallorossi non faranno di certo mancare il sostegno ai padroni di casa che dovranno affrontare una formazione che giocherà alla morte. La parola d'ordine è vincere, per non farsi superare e soprattutto per non perdere contatto con la testa della classifica. Questo turno infatti vede un testa a coda tra il Badoere, primo, e il Tezze sul Brenta ultimo, e tra il Galliera, secondo, e gli Eagles Pedemontana, penultimi. Torna a giocare tra le mura amiche anche il Cartigliano. Dopo il brillante pareggio in casa della Corazzata Este ci si aspetta una prova di maturità. A Cartigliano, ore 15, arriva il Chions, al momento terzo in classifica. Serve una vittoria per allontanare in maniera decisa la zona paludosa della classifica.